Un'estate trappola, lassù tanta neve, versanti a rischio. Il delegato provinciale del soccorso alpino Alex Baratin mette in guardia. Sotto una coltre profonda c'è uno strato ghiacciato, è la cosa peggiore. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, venerdì 14 giugno, con l'appello del soccorso alpino, visti anche i tanti interventi che sono stati necessari in queste ultime settimane. Si susseguono gli interventi in montagna in questi giorni per aiutare persone che si ritrovano bloccate nella neve, spesso senza l'equipaggiamento adatto, e chiamano il soccorso alpino che va a recuperarle a piedi o con l'elicottero. Così la stagione estiva, solitamente carica di impegni per i soccorritori, si sta anticipando con un notevole aggravio. In tutta la parte alta della montagna bellunese c'è ancora neve per questo strano inverno che si è allungato sino all'estate, commenta Alex Baratin. E questa situazione non è finita, anche se le temperature si alzeranno, avremo queste condizioni di innevamento soprattutto sui versanti a nord ancora per 15, forse 20 giorni, scrive Marco Di Bona. La nostra mente è già orientata all'estate, ma in quota persistono ancora condizioni particolari di innevamento. Il manto nevoso è particolare, in superficie è incoerente, si affonda, ma sotto è gelato e scivoloso, quindi è oltremodo pericoloso se non è affrontato senza l'attrezzatura adeguata. Serve una piccozza, servono i ramponi, quelli veri da montagna, non le catenelle adatte a camminare sulle strade silvopastorali con pendenze limitate. Non vanno mai usate in montagna per fare alpinismo. E Baratin fornisce altri consigli: non facciamoci ingannare dai canali lipidi, anche se c'è poca neve per qualche metro soltanto, possono essere mortali e farci precipitare. E poi dice di stare attenti al meteo che è ballerino, in cielo ci sono cumuli già al mattino, talora addirittura nevischio in quota. La situazione andrà a stabilizzarsi con l'anticiclone, ma bisogna sempre fare attenzione controllando il bollettino meteo. Le previsioni più accurate per la nostra zona sono quelle dell'ARPAV. Nello zaino bisogna portare il kit di pronto soccorso, il telo termico, disinfettante, una riserva d'acqua, alimenti energetici, un cambio di vestiario asciutto. Infine la tecnologia: il telefonino è prezioso ma si scarica, in montagna non servono wifi e bluetooth, è meglio disattivarli, il freddo influisce sulle batterie, è meglio avere una riserva di carica aggiuntiva. Quindi tutte le raccomandazioni per chi affronta la montagna e il nuovo appello di affrontarla in modo responsabile e con l'attrezzatura adeguata. Continuiamo con la lettura del Gazzettino. C'è una notizia nelle pagine che riguardano la Val di Zoldo: vergogna, deturpate la montagna, l'accusa al bunker di Mareson. Gli autori dello striscione sono rimasti anonimi, ma molti in paesi la pensano alla stessa maniera. E gli architetti hanno risposto: il futuro non può prevedere la semplice riproposizione di forme del passato. Ne scrive Giovanni Santin. È rimasto esposto per non più di mezz'ora, ma qualcuno ha fatto in tempo a fotografarlo e l'istantanea è arrivata sui cellulari di mezza valle di Zoldo. Ieri mattina a Mareson, proprio davanti a un edificio che da tempo un buon numero di valligiani critica per il suo profilo poco conforme all'architettura locale per la sua grandezza, è comparso un grande pezzo di stoffa con la scritta fatta con bombolette spray di 3 colori diversi: avete deturpato la nostra montagna, vergogna. Probabile che sia stato collocato lì nella notte, e nel breve testo la prima A di montagna è in realtà il simbolo dell'anarchia, ed è anche per questo, riferisce il sindaco Camillo De Pellegrin, che i carabinieri della stazione di Forno hanno subito aperto delle indagini. E il malumore esiste, dice infatti una persona che vuole rimanere anonima. L'edificio si trova in un contesto molto caratteristico, in piazza San Valentino a Mareson, proprio di fronte all'omonima chiesetta. Ai più appare come un bunker, un blocco di cemento bruttissimo da vedere. Il sindaco dice che ci sono 2 gli edifici, uno di fianco all'altro, del medesimo proprietario. Uno ha un grado di protezione 3 e quindi, se verrà abbattuto, dovrà essere ricostruito poi rispettando tale grado di protezione. Il secondo invece, quello che è già stato ricostruito, non aveva ancora norma a tutelarne la protezione e nessun vincolo paesaggistico. Passiamo ora al Corriere delle Alpi, l'altro quotidiano locale. Qui c'è una notizia che riguarda l'emergenza umanitaria, i migranti, ne scrive Paola Dallanese. C'è un appello nel titolo: migranti, sindaci, coinvolgete le cooperative del territorio. L'appello lanciato dal prefetto ai primi cittadini riuniti ieri a Palazzo dei Rettori. Serve un numero maggiore di società per i bandi di gestione degli stranieri. I comuni chiamati a sensibilizzare le cooperative che operano sul territorio per gestire i migranti e aderire ai bandi pubblicati dalla prefettura.
Lo scopo è arrivare a mettere a disposizione nuovi alloggi, sia singoli che in strutture collettive, per arrivare a ospitare 500 stranieri. Un numero che da tempo il prefetto Mariano Savastano insegue per garantire una maggiore sicurezza in caso di nuovi sbarchi che sono comunque attesi con l'arrivo della buona stagione. Quindi ieri, come dicevamo, l'incontro in prefettura. E c'è un'altra notizia, sempre a firma di Paola Dallanese, che riguarda i servizi finanziari. Belluno è ultima in Veneto. Un comune su 2 non ha uno sportello bancario a disposizione, oltre 38.000 residenti devono farne a meno. È Belluno la provincia veneta dove la presenza di uffici bancari o postali è la più bassa del Veneto. Anche a livello nazionale, su 107 province, quella dolomitica ricopre solo l'81° posto in classifica. Sono questi i dati evidenziati ieri durante il convegno svoltosi in Sala Bianchi a Belluno, organizzato da CISL Veneto, FIRS CISL e SLP CISL, sempre Veneto. Un convegno per fare il punto degli sportelli bancari e postali presenti nei territori, ma anche per rilanciare degli interventi per superare questi gap. La provincia di Belluno dal 2015 al 31 marzo 2024 ha perso il 33% degli sportelli bancari, passando da 161 a 108. Inoltre un comune su 2 è privo di sportelli bancari. E invece pare che le poste siano in controtendenza, più assunzioni e più attività. Per primizia della FIRST CISL urge l'alfabetizzazione e lo sviluppo digitale. Anche il servizio postale soffre della carenza di uffici territoriali, una sforbiciata registrata negli anni, ma che ora pare aver incontrato una battuta di arresto, come testimonia lo stesso Samuele Ghirardello, segretario dello SPL CISL Veneto. Una battuta di arresto che arriva nel momento in cui Poste decise di intervenire in ulteriori servizi per venire incontro alla popolazione e anche agli enti locali più piccoli con il sistema Polis, con cui sarà possibile fare diverse pratiche che adesso sono in capo ai comuni. Andiamo avanti con la lettura del Corriere delle Alpi. A pagina Feltre c'è questo articolo che riguarda il decollo di un progetto di collaborazione. Disabili psichici in montagna, CAI e ULSS alleati per l'inclusione. Prima uscita in quota per gli utenti del centro di salute mentale dopo la firma dell'accordo, e c'è la fotografia che mostra appunto l'uscita a Pianezze. Ne scrive Raffaele Scottini. Si allarga sempre di più l'impegno del CAI di Feltre per rendere la montagna accessibile a tutti. Il gruppo Montagna che Aiuta, nato a novembre 2021 per volontà di alcuni soci e del passato presidente di sezione Angelo Ennio De Simoi, al fine di condurre persone con disabilità motorie lungo le strade forestali, ha siglato recentemente una convenzione con il centro di salute mentale dell'USL di Feltre e ha iniziato a programmare delle uscite con gli utenti in ambiente montano. E a spiegarlo è Lara Pilotto, medico, socia del CAI e referente del gruppo Montagna che Aiuta. E ancora siamo nel territorio feltrino, la prevenzione si fa in azienda, Clivet raddoppia le mammografie. Per 4 giorni la clinica mobile sarà in fabbrica, 150 lavoratrici hanno aderito allo screening e ne scrive Laura Milano. 2 anni fa erano state una settantina le dipendenti della Clivet che si erano sottoposte alle indagini gratuite sovvenzionate dall'azienda per la prevenzione del tumore al seno e quest'anno l'iniziativa torna e raddoppiano i numeri grazie alla positiva esperienza dell'edizione 2022 e una crescente attenzione alla prevenzione e all'aumento di lavoratrici che nel frattempo sono state assunte e come si diceva saranno 150 le dipendenti che parteciperanno allo screening organizzato dalla Clivet in azienda. Ancora qui sul Corriere delle Alpi siamo in Alpago dove la provincia ha attivato un intervento in somma urgenza per la frana che si è sviluppata lungo la strada di Curago, in arrivo interventi per 200.000 euro. Sono ormai prossimi a partire alcuni importanti lavori di ripristino che riguarderanno la strada di Curago in comune di Alpago. La provincia ha infatti attivato una somma urgenza a seguito di una grossa frana che si era verificata nelle scorse settimane. L'intervento, come leggevamo, ha un costo di poco più di 200.000 euro. E leggiamo un ultimo articolo e poi chiudiamo, siamo a pagina 28, alle pagine di Cortina, ne scrive Marina Menardi. Ex stazione, la riqualificazione si mangia, tra virgolette, anche l'edicola. Ai titolari a marzo era stato detto che la loro attività non sarebbe stata toccata, poi 10 giorni fa ci hanno richiamati per dirci che il 31 agosto si deve sloggiare. Anche la storica edicola della stazione a fine agosto sparirà, forse per sempre, da Cortina.
Sarà probabilmente il 31 agosto la data ultima in cui Klaus e Andrea, attuali gestori di una delle rivendite di giornali più frequentate del capoluogo ampezzano, dovranno cessare la loro attività per lasciare posto al cantiere per i lavori di riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria. Il cantiere è allestito da oggi, data in cui entra in vigore l'ordinanza di chiusura totale dell'area dell'ex stazione ferroviaria, appunto per i lavori. A marzo siamo stati convocati in municipio e abbiamo avuto un incontro con il consigliere Alessandro Zisa e l'assessore Monica De Mattia, i quali ci avevano detto che potevamo stare tranquilli. Poi invece il retrofront e la notizia appunto che dovranno spostarci il 31 agosto, entro il 31 agosto devono sloggiare. Quindi c'è una certa preoccupazione di sicuro. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo domani puntuali sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. Un buon venerdì e un buon fine settimana a tutti, grazie come sempre per l'ascolto e a prestissimo.